Controluce oggi si dedica alla satira, alla testata giornalistica umoristica che nel dopoguerra si diffuse nella città storica di Sassari, grazie all'iniziativa di Grindi, un signore che aveva proprio la passione per la satira. Oggi ne parliamo con il figlio Tino Grindi perché proprio grazie alla sua iniziativa che nasce la pubblicazione della raccolta della cionfra. Innanzitutto spieghiamo che cos'è la cionfra. La cionfra in sassarese vuol dire presa in giro, uno sberleffo, cioè quello che può essere intravisto come anche uno scherzo, e a Sassari da sempre l'hanno chiamata cionfra, e così ha avuto il titolo il giornale che negli anni 50 mio padre insieme a diversi amici per divertirsi iniziarono a pubblicare dei numeri unici che poi piano piano si è affermato perché il pubblico, i lettori, faceva piacere leggere questo giornale perché era abbastanza spiritoso, non era mai volgare e metteva a nudo alcuni fatterelli anche a livello politico, a livello amministrativo e a livello serio anche qualche volta su argomenti del sociale, insomma era un giornale che meritava di essere letto perché poi era ricchissimo di caricature, peraltro di personaggi che poi sono diventati famosi, quali Gavino Sana, il famoso pubblicitario che ha iniziato con le prime caricature dal primo numero, così poi anche qualche altro possiamo parlare di Paolo Galleri che molti conoscono, Giuseppe Silecchia, il grande ceramista che poi si dedicò a fare anche le caricature, però sempre in anonimato questo veniva sul giornale, adesso che si possono anche citare i nomi dei personaggi che collaboravano e soprattutto le caricature facevano un effetto buono perché la gente sì leggeva ma la caricatura rendeva ancora meglio perché parlava da sola. Siamo nel periodo storico 1958-1964, un periodo storico particolare per Sassari, abbiamo detto il dopoguerra, e Tino Grindi, figlio di Mario, era un giovinotto, quindi qualche aneddoto su quel periodo storico, come viveva a Sassari la cionfra? Dunque, a quell'epoca veramente più che giovinotto ero ragazzino, avevo 13-14 anni e io collaboravo per quello che potevo fare e il mio compito era quello di distribuirla. La distribuivamo nelle edicole, nei tabacchini, soprattutto dove si vendeva tantissimo perché il malloppo dei giornali, 100 giornali che esportavano al tabacchino, fungevano da prendi il resto, così uno comprava le sigarette, guardava il giornale e se lo portava via perché costava pochissimo e poi abbiamo notato che questo era un buon metodo per venderlo e così era una cosa. Come facevo le consegne? Allora non c'erano, l'ho fatto qualche volta con la carrozza, poi successivamente con i taxi, però i taxi che c'erano a Sassari, come d'altronde da tutte le parti, erano delle moto, ape, che adesso chiamano Calesino, che rientrava, e con quelle si girava la città e si consegnava. Ancora ricordo con grande nostalgia, se vogliamo, perché erano tempi belli. Stiamo parlando di 50 anni fa e una particolarità di questa rivista erano delle caricature non solo di uomini politici famosi, ma anche di donnine. E questo un po' aveva portato allo scandalo, la Sassari Bene. Beh, più che scandalo, erano delle cose azzardate per quell'epoca, dobbiamo ammetterlo, ma erano dei disegni, caricature che adesso, come diceva il mio amico Bruno Merella nella presentazione, che lui avanti libro ha un po' fatto in modo che la gente capisse cos'era, diceva queste figure adesso le possiamo trovare in famiglia, su Famiglia Cristiana, immaginiamo, ma la legge non è cambiata, ma allora pareva un azzardo grande, insomma. Qualcuno guardando una vignetta con una bella ragazza con forme generose, magari, chi lo sa, era meglio di una fotografia, chi lo sa. Come mai Tino Grindi ha deciso dopo 50 anni di pubblicare un intero volume che raccoglie quel periodo storico e anche un ricordo, insomma, al padre? Sì, io per onorare la memoria di mio padre ho voluto in qualche modo salvare questo patrimonio e regalarlo alla città, perché adesso questa raccolta che comprende tutti i numeri unici usciti è stata salvata in qualche modo, è stata salvata anche bene perché il tipografo Costanzo Mura, che è stato lui anche un artefice insistente per
fare in modo che pubblicassimo questa raccolta. Ha fatto una cosa bellissima, ha fatto una stampa che chi la vede noterà con quanta professionalità è stata fatta. Inoltre c'è il tocco magico della copertina che è stata fatta dal mio amico Gavino Sanna, il quale da ragazzino è rimasto sempre, anche se lui poi ha girato il mondo, è diventato un grande, ma non ha dimenticato mai gli amici e ha voluto regalarci anche qualcosa su questo giornale dopo 50 anni. Passione per la satira che Mario Grindi ha trasmesso al figlio Tino Grindi. Gobule, che cosa significa per te? Dunque, la gobula è uno dei più antichi canti, così chiamati, che si facevano a Sassari addirittura dal Settecento. Erano delle filastrocche, se vogliamo, in stretto dialetto sassarese, a rima baciata, e in queste gobule c'era sempre qualcosa da prendere in giro, o qualcuno o qualche fatto, e rimasero in piedi perché allora non è che si scrivevano ma si trasmettevano a voce e qualcuno di padre in figlio se le tramandava, e così fino ad oggi ancora esistono quei canti che nel periodo dell'Epifania e di Capodanno vengono recitate per le case, così come tradizione. Io ancora sto scrivendo delle gobule perché mi sono piaciute, le ho fatte, però non riferite al passato ma riferite ai fatti attuali, e insomma qualcosa sta andando avanti, perché lo stesso Gavino Sanna, per nominare lui, mi ha detto quando ha visto il mio ultimo libro, che io ho fatto diverse gobole per tante persone, mi devi fare una gobola, io gliel'ho fatta, poi è rimasto così, e lui, la gobola è come una caricatura, la caricatura evidenzia i dati somatici, li accentua, e la gobbola dice, nelle rime c'è una carezza, ma c'è anche uno schiaffo e devi accettarlo, e lui dice, è vero, hai ragione. Ecco, puoi dedicare uno stralcio di una gobbola che magari ti piace di più ai telespettatori di Teleregione? Guarda, ti sembra strano, ma io ne ho scritto tante, ma non ne ricordo a memoria, qualche stralcio proprio. Quella di Gavino Sanna, che è pubblicata nel libro, perché gliel'abbiamo pubblicata, diceva così in 4 versi: e io voglio sapere cosa vai contro le saglie, noi non siamo né tonti e né battaglie, mica sei saggio du puro e me ne esce tutto canto da... Ditelo voi. Bip, bip. Allora Sassari vivrà per un mese la Cionfra grazie all'iniziativa di Tino Grindi e anche dell'amministrazione comunale, insomma, che ha patrocinato l'iniziativa. Grazie ancora a Tino Grindi. Alla Cionfra dedicheremo anche un'altra puntata. Alla prossima, arrivederci.